È evidentemente destino che in autunno, in un modo o nell'altro, Venezia debba finire sott'acqua e questa volta neppure il Mose avrebbe potuto far molto. Lo scoppio di prima mattina di una grossa tubatura ha letteralmente inondato Campo San Polo, dopo Piazza San Marco il più grande campo di Venezia. La forza dell'acqua ha avuto una potenza tale da sradicare i masegni e sommergere l'intera area. Ho fatto la calle qua, Calle Cavalli, e praticamente c'era non so, mezzo metro d'acqua. Ho detto cavoli, ma acqua alta no? E allora mi sono girato e ho capito che c'era una tubatura scoppiata in campo. Per i residenti non è restato altro che tirare fuori quegli stivali che con l'entrata in funzione del Mose si pensava di non usare più. Abbiamo visto l'acqua che entrava in canale, sembrava un torrente e basta. Sentivamo il rumore del torrente, che l'acqua defluiva nel canale. Cosa avete pensato? Un danno. Per i passanti, tra cui peraltro nonostante tutto continuano ad esserci diversi turisti, l'allagamento di Campo San Polo rappresenta una curiosità da riprendere col cellulare, ma per chi qui ha un'attività di ristorazione che col nuovo DPCM anti-Covid deve chiudere alle 18, la giornata è persa. Per noi il servizio del pranzo di sabato e di domenica magari sono gli unici incentivi, insomma, a tenere aperti, e purtroppo gli unici prenotati erano oggi e come potete vedere, insomma, amen, ci mettiamo una pietra sopra. C'è anche chi ha comunque tentato di portare a casa la giornata, come il parrucchiere di Rio Terra Sant'Antonio. Stiamo da stamattina che andiamo avanti con gli stivali e prendiamo in braccio la gente, sperando che arrivino più presto. Diciamo che i clienti vi danno un colpo di telefono e voi andate a prenderli a braccio. Sì, andiamo giù in fondo dall'altra parte, ma il discorso è che è un disagio, anche questi giorni che dovremo lavorare un po' di più perché forse ci chiudono, e invece senza acqua. Già, perché il cliente lo si può anche portare in spalla, ma se poi dal rubinetto non esce niente, lavorare non è facile. Attorno a mezzogiorno comunque le acque iniziano finalmente a ritirarsi, rivelando il profondo e impressionante squarcio provocato dall'esplosione della conduttura. Tutto attorno alla voragine aperta dall'acqua un fitto strato di fango ricopre i masegni. Abbiamo la spiaggia però adesso in Campo San Polo, quindi è una consolazione. Sì, se ci fosse il sole, Un paio di sdrai, un ombrellone, potevamo anche inventarci qualcosa oggi, insomma. Invece niente. Quello è, invece niente.